sintomi e poi le conseguenze, anche quelle sul lungo periodo, sono gli stessi del Covid, solamente che un imprenditore di 57 anni di Spresiano, che lavora con articoli importati dalla Cina, è stato male non nel 2020, quando è esplosa l'emergenza, ma un anno prima, nell'aprile del 2019, quando di questo virus ancora non si parlava. Ho avuto un'influenza nel 2019 e sono andato avanti come fosse un'influenza normale, poi è aumentata sempre di più. Per curare la presunta influenza, molto più forte del solito, il medico gli ha prescritto antibiotici e aerosol, ma la malattia ha avuto pesanti strascichi. Ho cominciato a non sentire più il gusto e poi anche l'olfatto e sono ritornato dal medico, mi ha fatto fare una visita a Motta, e prima una visita, poi ne ho fatto un esame, mi ha detto che ho preso un virus, senza specificare il nome del virus. Un virus generico quando ancora non si parlava di Covid. No, non si parlava di Covid, nessuno sapeva niente. Non basta, il 57enne ha iniziato ad avere degli episodi simili a quelli che oggi nei malati di Covid vengono collegati alla cosiddetta nebbia cognitiva. Ho avuto dei vuoti di memoria, non ricordavo le cose brevi, ricordavo le cose vecchie di una volta, quando ero bambino, così improvvisamente. Mal di testa. Ho fatto un altro esame, sempre a pagamento, sempre per capire, e sembrava avessi l'Alzheimer. Poi ho visto una trasmissione alla sera televisiva e i sintomi erano quelli del Covid. Per questo l'imprenditore si è subito sottoposto al test sierologico. È il risultato positivo. Secondo la dottoressa ho avuto il Covid, però nel 2019 praticamente. È una cosa vecchia. Poi il giorno dopo ho fatto il tampone, il risultato negativo. Con questa testimonianza il 57enne ha voluto sollevare un interrogativo. Il virus era già in circolo un anno prima? Volevo sapere se qualcun altro ha avuto il Covid nel 2019, prima di tutti gli altri. Insomma.